quaderno. Ma Nanna è di là. Grazie. La Sandra non venire. Commenti mai? Bisi non venire che devi recuperai. Chi te devi recuperai? E mo si dovrà conto. Sandra, cosa devi recuperare? Devo recuperare il sonno perduto. Recuperai sonno? Boh. Inciando su Deo non è padepi venimo un anno, manco non testa non ha podromio nuda. Chi te gusta mararia? Ma ita mararia. Che le boita? Poita babu mio è uno stroli che per attacca a città con mamma e dici a tarotto su vicinao. Oh ti arrori e poi ta certanta. In molte do conto di essere notti. Dai, uso rottoricasa. Si informano gli alunni Luciano, Sandra e Anna che maestra Bruna arriverà in ritardo, causa recupero. Siete invitati ad assumere un atteggiamento consono, altrimenti sarete puniti. Maestra Bruna si scusa per il ritardo. Me lo sai che non ho studiato. E che mi stai ricordando del libro? E ogni di questa tribula di scompito un po'. Dai, sigo su con tu. Sei notti, mamma mia, prima di sigroccaia, preparò sta roba, poi fai scommissioni a carbogna, poi si andare a sigroccai. Babbo si avvarrà solo e ita vai. Una bella galenteria. Non mi tu neristi. Gesù. Quando si più virava, piga una grappita de mamma, poi murigai su fuoco. Poi ha spratto sta bracia, ha posto scardigasa e ci ha posto sta borsetta arrostì con tutto su dinai e spapperi a intro. Non mi tu neristi. Gesù. E poi mamma rintendi lo prego strano si de pesara e canda più su sciacco e si andava su tutte le furie. Non mi tu neristi. E come ti date a cabara? Buongiorno a tutti. Buongiorno maestra Bruna. E Sandra dov'è? Non è venuta. Ammalata? No, e sti recupero. Ah sì? Sì. Perché avete il telefonino in mano? Per leggere i messaggi su WhatsApp. E per copiare i compiti. Zitti, per amore del cielo! Mette piglia in dida. Si suma la carucco. Tocca che si andauso. Maestra Bruna, non so. Dai. Senti, acabavo sta lezioni. Arioso. Dove andate? Tornate subito al proprio posto! Avete studiato? Luciano, hai studiato? La studiavo, mi sono cervellato. E tu, Anna? Maestra Bruna, manco mi dura contiri. Bene. Anna, inizio da te. Anna! Cosa stai combinando? Stiamo recuperando, anzi, Moghi mi ha fatto accicare di uscire Tavacciu, banda a recupero il suletto mio, arioso. Luciano, che intenzioni hai? Maestra, che mo con tutto questo recupero bando questa coppaggia mia, arioso. Non posso credere a quello che i miei occhi stanno vedendo. Ma sindemmo scipiru e musigio recuperai de uru sulle tu mio. Dobbiamo andare a ballare qua. C'è la campanella. Passano questo quando parli, non si deve sentire, capito? Lo so. No, la campanella. È vero. La campanella. Oh, bene, adesso ci voleva la ricreazione. E mo devo ti faccio. Ballo. Giusto, io mo a capo selezioni mia.
Mi dà fastidio, mi dà fastidio. Andiamo, dai. Dobbiamo spicciare. Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino a Hong Kong, passando per Oh, e mo con questo recupero banda mera Mellus, vero ragazzi? Sì. Buongiorno maestra Bruna. Ciao a tutti. Oh, Mimi, questa maestra che ne manca una canicuna a rotella. Tenisi a ragioni, però dai, se stai andare a bene. Benedetto santo recupero! Ma dai, sempre a Icci. Tanti si promuoviti su proprio. Fue dulu santo. Grazie. Sì! Ce l'ho fatta! Sono ricordate le battute! Prova. La scenetta precedente i bambini erano molto piccolini, già ve ne siete accorti, no? E quindi è la prima volta che usavano i microfoni e magari hanno voluto far festa ai microfoni. Vi devo dire una cosa, che Giorgia Zuccalà è una turista, non è sarda. Tutto, il 50% è sarda torinese e si è fatta un lavoraccio, ha imparato a leggere il sardo e poi anche a recitarlo, quindi un applauso a Giorgia Zuccalà, se lo merita.